Una partita giocata decisamente in casa, anche se l'incontro è avvenuto a Roma, quella del governatore Zaia per ottenere l'autonomia del Veneto su 23 materie. Il primo incontro con il nuovo ministro per gli affari regionali, Erika Stefani, leghista e vicentina, si è chiuso già con un risultato commentato ottimisticamente dal governatore, l'accordo su una legge delega leggera che di fatto demanda al governo la definizione dei contenuti dell'autonomia, di fatto surclassando le lungaggini legate all'approvazione su ognuna delle 23 materie da parte del Parlamento. Sì, positivissimo, riparte la trattativa e soprattutto durante l'incontro si è parlato della necessità di aprire subito i tavoli tecnici per le singole 23 materie e come Regione ho fatto una proposta di addivenire subito a un'intesa e quindi portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Quindi le 23 materie le portiamo avanti e le richiediamo tutte. E se si va con questa formula leggera che è già stata utilizzata nel 1970 per la Costituzione delle Regioni, dove il Parlamento dava mandato e delega al governo, la si è fatta nel 75 per dare competenze alle regioni, la si è fatta nel 97 con le Bassanini, diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Tempi stretti quindi e ottimismo anche sulla parte più spinosa dell'accordo, l'autonomia fiscale rivendicata dal Veneto, forte dei 28 miliardi di differenza tra i contributi versati e quelli ricevuti dallo Stato, che ovviamente si troverebbe però a gestire un minore introito non indifferente. È assolutamente affrontabile, anche perché la virtuosità che sanno esprimere le regioni è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare come gestiamo noi la sanità, come la gestirebbe magari qualcuno a livello nazionale. Poi voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale, che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico, che devono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Una partita che oggi quindi sembra più accessibile e Zaia non ne fa mistero. Bene, anche perché è stata una grande sostenitrice del referendum, una grande elettrice del referendum, una grande promotrice del referendum e quindi è bene che sia lei come ministro. Vi ricordo che proveniamo da un'esperienza nella quale il governo di prima ci impugnò addirittura il referendum e promosse anche i ricorsi al TAR. Oggi siamo con un ministro che ci aspetta a braccia aperte.